Sindaco Pan, qualcuno, almeno nei sondaggi, già dà vincente Zaia, e così cosa ne pensa? Un 40% viene dato. Sai, io penso che questo sondaggio sia veritiero perché poi il nostro governatore esce da 5 anni di buon governo, di una presenza nel territorio capillare dalle feste di piazza fino poi anche a tutte le opere pubbliche, penso ai finanziamenti anche per i comuni come i nostri che sono arrivati, per le tangenziali, per comunque i sottopassi, per le mura di Cittadella. Io sono anche presidente poi dell'Associazione Città Murate del Veneto, per cui anche tutti i contributi che sono arrivati anche nel restauro delle nostre vestigia storiche. Io penso che riconfermare questa buona amministrazione per i veneti, che sono un popolo pragmatico e quindi sfaldano al sodo, sia assolutamente impensabile non farlo. C'è molta sfiducia ultimamente nella politica, continuano a scoperchiarsi vasi di Pandora, ultimamente un nuovo scandalo in quella di Roma, con imprenditori che gestivano un pochino tutto il territorio nazionale. Come far votare? No, guardi, questo purtroppo è un male tutto italiano e vediamo dove ci sarà il connubio comunque tra politica, tra i dirigenti comunque dei ministeri, dove lì ci sono i soldi degli imprenditori che non sono onesti, purtroppo un'opera pubblica che costa 1 poi viene a costare 10 e sicuramente io dico solo che in regione con Luca Zaia dobbiamo mandare gente onesta, gente comunque che sia competente e che sappia lavorare per il bene delle nostre terre e del nostro popolo veneto.